Buona giornata, benvenuti a Grado. Eccoci con una giornata splendida di sole proprio a Grado e insieme a me abbiamo una guida di Grado, certificata, guida che ci porterà a scoprire la bellezza di questa cittadina friulana che da sempre lavora, vive con austriaci, tedeschi e gran parte di turismo straniero. Buona giornata intanto. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, qui siamo a Grado sul cosiddetto Ponte Bianco che è del 74. È stato costruito proprio come ponte pedonale ed è un veloce collegamento con la spiaggia principale che è da questo lato. Parte. Qui siamo sul canale che porta verso l'isola di Barbana, che si trova a circa 20 minuti di viaggio oltre quei pini. Quindi da qui si va in laguna? Sì, da qui si va in laguna e quella è l'acqua che vediamo adesso, il mare è da questo lato. Sì. E le alture che vedete laggiù invece quella è già Slovenia. Bello di Grado è che c'è il mare da una parte, ma ti giri e ci sono le montagne dall'altra. Esattamente, non soltanto, ma nelle giornate più limpide, per esempio da una Barbana si vede dal Tricorno in Slovenia, sì. Parco Nazionale della Slovenia, si vedono le Alpi Giulie, si vede il Piancavallo e se le giornate sono veramente limpide si vede tutto il Cansiglio fino al Monte Cristallo. Bene, allora cosa ci mostrerai, cosa ci farai vedere? Perché di storia ce n'è parecchia, abbiamo Sì, ce n'è parecchia. Grado non è soltanto la spiaggia internazionale o l'ombrellone o appunto il relax alle terme, c'è tutto un retrogusto fatto di storia che parte da prima dell'arrivo dei Romani ad Aquileia, passerà poi nel Medioevo con il Patriarcato, sarà poi parte integrante della storia veneziana fino ad arrivare ad una località turistica nata 100 anni fa, quando Grado praticamente era sotto l'Austria. E allora il relax noi andiamo a gustarcelo e a scoprircelo, intanto vediamoci questo break pubblicitario. A Grado il chiosco si chiama Sisters e noi siamo con una delle sister, Maddalena e Alessandra, sono le due sister, qui abbiamo Maddalena. Sì, buongiorno. Buongiorno a te Maddalena, è una giornata splendida di sole, il vostro lavoro è naturalmente, dovete ringraziare il sole, il bel tempo e questi ombrelloni che gestite e fate in un periodo un po' particolare. Sì, infatti è un periodo un po' particolare dove comunque la gente ha voglia di uscire, ha voglia di venire in spiaggia. Cerchiamo di rispettare tutte le norme di sicurezza, cerchiamo anche di fare rispettare i nostri clienti, sono abbastanza bravi, ci sono quelli che però lo stesso creano qualche problema, però insomma cerchiamo di gestire al meglio tutto. Si può anche mangiare qui dalle sister? Sì, assolutamente. Quest'anno abbiamo fatto una modifica perché fortunatamente nella nostra concessione non abbiamo dovuto togliere ombrelloni, perché noi abbiamo già delle distanze che vanno già da una parte sono a 5 metri uno dall'altra ai 4 metri, che sono comunque già più delle misure che ci hanno dato con le ultime regolamentazioni. Che cosa si mangia di buono tanto qui dalle sister? Abbiamo insalatone, panini, toast, diciamo che per un pranzo veloce qui c'è tutto. E come faccio ad arrivare qui dalle sister? Mette Google Maps, Viale dell'Orione 44 Grado Pineta e arriva. Il nostro tour di Grado ci porta all'Eldorado, sì, Bed and Breakfast Eldorado a Grado, zona tranquilla, ne parliamo con Luca. Zona tranquillissima dove si può dormire senza essere disturbati dal via vai del centro storico, dove per arrivare in centro si arriva in 10 minuti a piedi oppure si prendono tranquillamente le biciclette che sono date gratuitamente e in un paio di minuti attraverso le piste ciclabili si arriva in centro. Una splendida vista, l'abbiamo visto dal quinto piano e poi tra poco una palestra ben attrezzata, insomma c'è di tutto per fare la propria vacanza. C'è tutto per sentirsi a proprio agio, ci sono prodotti regionali, ci teniamo moltissimo a dare il prosciutto di San Daniele per esempio, gli yogurt delle latterie friulane, tanto per dire. Eh sì, c'è una palestra che è attrezzatissima per cui abbiamo un paio di tapis roulant assolutamente moderni, cyclette e tutto quanto serve per tenersi in forma. Un'altra caratteristica appunto del Bed and Breakfast è che ci sono parecchi appartamenti, uno può anche sceglierlo d'inverno, di scegliere di rimanere a Grado. Certamente. È un bel fine settimana, per esempio arrivando al venerdì sera e passare fino alla domenica,
essendo completamente autonomi con gli spazi adeguati, perché gli appartamenti hanno almeno 45 metri quadrati, per cui una famiglia anche di 4 persone sta a suo agio completamente, oppure anche delle coppie che possono tranquillamente godersi le spaziose terrazze, direi. Luca, come si vive questo post-Covid? Ormai speriamo post-post. Mancano gli austriaci, questo si sa, insomma, per vari motivi. Sono aumentati molto gli italiani. Il lato positivo è che arrivano tanti italiani che vengono a Grado per la prima volta e che la apprezzano molto, quindi la scoprono per la prima volta, e quindi speriamo che questo faccia un po' da, come dire, volano pubblicitario. Allora Roberta, qui sembra di entrare, che dico, a teatro, perché insomma la porta così ci spalanca, poi un teatro vero e proprio di bellezza. Sì, allora dopo questa breve passeggiata siamo arrivati nella spiaggia principale di Grado. Qui abbiamo avuto i nostri primi ospiti più di 100 anni fa. Perché? Perché Grado è stata scoperta come luogo di cura per i bambini all'inizio grazie ad un pediatra fiorentino che si chiamava Giuseppe Barellai nel 1873, e 20 anni dopo, nel 1892, Grado è stata dichiarata luogo di cura. La spiaggia era molto più piccola, gli stabilimenti non erano così, non c'erano le cabine di legno, c'erano palafitte praticamente su pali di rovere che avevano queste strutture balneari rigorosamente separati, uomini e donne, come chiaro. accade ancora oggi nell'unico stabilimento rimasto a Trieste, si chiama il Pedocin, ma è fatto ancora così. Con la separazione tra uomini e donne. Facciamo un'altra fermata, Roberta, non a caso, perché qui andiamo a vedere un po' veramente la storia, la tocchiamo con mano, perché qui dove siamo era così. Certo. In giro per Grado sono state messe numerose tabelle come queste. Queste sono copie di foto dell'archivio fotografico di una famiglia di fotografi. Ha cominciato il nonno, poi ha continuato il papà, adesso c'è la figlia, e sono un po' un archivio storico di com'era Grado. Qui si vedono gli stabilimenti su pali, come si diceva, separati uomini e donne. Qui al centro poi c'era anche un caffè alla viennese, per capirci. Ma guardate come era stretta la spiaggia, si vedono appena un paio di righe, un paio di file, chiamiamoli di ombrelloni, di tende, così. Era molto più stretta, e in quest'area che verrà poi bonificata, questa strada qui è la strada dove siamo adesso, e qui dietro verrà poi bonificata e verranno costruite queste le case, 5 ville giallo Schönbrunn, che si chiamano Ville Bianchi dal nome della famiglia, più altre, alcune sono rimaste, altre purtroppo non ci sono più, ma sono tra i primi alberghi di lusso che sono stati costruiti a Grado, tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900. Hai detto giallo Schönbrunn perché veramente qui sembra proprio di essere in Austria, no? D'altronde l'ambiente era quello, e gialla è stata ridipinta anche la porta imperiale, che vedete lì. E quello era proprio il primo ingresso principale in spiaggia. C'è ancora lo stemma al centro con l'aquila doppia, ci sono anche le iniziali di Franz Josef, Francesco Giuseppe, che però a Grado non è mai venuto. Francesco Giuseppe è stato a Gorizia per i 400 anni della contea, ma a Grado non è mai venuto, è venuto a Trieste, dove Sissi, la moglie, vedrà il mare per la prima volta. Abbiamo invece trovato, grazie ad un nostro amico che si diletta in ricerche, sono state trovate delle notizie in francese della visita di suo fratello Ferdinando Massimiliano, quello del castello di Miramare, che è venuto a Grado probabilmente in occasione del primo anniversario di matrimonio con Carlotta, quindi siamo nel 1858, hanno fatto questa gita di un giorno, arrivati fin qua in barca, visitato Grado e poi sono rientrati a Miramare. A Francesco non piaceva, insomma, vabbè. Forse non ha mai avuto il tempo di arrivare di arrivarci, fin qua. Chissà. Anche perché 1900-901 siamo a ridosso della prima guerra, cominciano grossi problemi, c'è stata anche l'annessione della Bosnia, quindi problemi ne aveva. Sì, decisamente sì. Bene, noi continuiamo, ci muoviamo, non prima però di aver visto un'altra pausa pubblicitaria.
Sarà un'estate diversa, noi ripresenteremo anche i laboratori di cucina. Sì. L'anno scorso abbiamo fatto dei laboratori il martedì mattina in giornata di chiusura dove illustravamo come si fa il boreto. Quest'anno l'intenzione era di fare anche un'evoluzione, di mettere le persone ai fornelli. Abbiamo deciso con il consorzio di cui facciamo parte di continuare a proporlo anche per quest'anno e vedremo come andrà. Prodotti tipici, perché so che tu sei una cultrice, diciamo così, dei prodotti a chilometro zero. Sì, mi piace valorizzare quelle che sono le risorse del territorio, mi piace valorizzare anche tutto quello che è un approccio alla sostenibilità. Tant'è vero che noi facciamo anche parte di un'associazione che si chiama Anima Impresa, che si occupa di aggregare aziende che hanno attenzione per la sostenibilità, per la responsabilità sociale. In quest'ambito un percorso che è partito già più di un anno fa è stato quello di andare a ridurre il preconfezionato a favore dei prodotti freschi. Senti, la pizza di quest'estate Covid, come la chiamiamo? No, a me piace la tua, quella tutta ortolana lì, fresca, di verdure. Allora, le due pizze estive saranno sicuramente la marinara mix, che è con quel mix di pomodorini da noi preparati in anticipo, e la pizza alle verdure, che di fatto ha la versione estiva, primaverile, invernale, e quindi segue un po' il corso delle stagioni, a volte solo vegetariana, a volte abbinata al pesce per questo inizio. Buona estate, Antonella. Grazie. Siamo in questa piazza di Grado e siamo al bar All'Anzolo, ma che sarebbe l'angolo, ma ne parlo con Luis perché mi sbaglio, o l'Angelo. In realtà è l'angelo che abbiamo sul campanile, la banderuola che segna il vento, la direzione del vento che diciamo veglia dagli antichità su Grado. E che vento sta segnando? Che cosa vi ha detto in questo post-Covid questo angelo? Ma normalmente fortunatamente segna sempre Bora. Quando fa i temporali segna diciamo questo libeccio, se vediamo se segna libeccio un po', aspettiamo i temporali, ecco. Se segna Bora siamo tranquilli che è bel tempo, quindi speriamo segni sempre Bora. Nonostante le previsioni, devo dire la verità, siamo a meno dell'anno scorso sicuramente, però siamo comunque secondo me meglio di altre località. La gente c'è, dal giovedì alla domenica soffriamo un po' l'inizio settimana, ma diciamo che quest'anno non possiamo lamentarci, lavoriamo, la gente è contenta, il tempo ci assiste, diciamo siamo ottimisti, dai. La specialità dell'angolo o dell'angelo? Ma noi soprattutto facciamo quei cocktail, caffetteria sicuramente perché ci piace far caffè, cappuccini, e la sera mojiti, gin tonic, siamo americani. Qui è Campo Patriarcheria, siamo a metà fra il comune e la nostra basilica di Sant'Eufemia, in pieno centro storico, e non per vantarmi ma siamo tra virgolette l'unico locale centro storico vista mare. Ho sbagliato io perché non è una piazza ma è giustamente un campo, come dicevi. Dove siamo noi, sì, la piazza è da questa parte qua, noi siamo ancora nel campo, sì. E allora l'operatore ci riprende mentre, come si suol dire, siamo in soasa, in cornice. Siamo in soasa, ci siamo messi in cornice, qui naturalmente un po' l'idea della fotoricordo come si faceva una volta. Perché? E qui poi alle nostre spalle c'è tutta l'estensione della spiaggia in lunghezza, laggiù in fondo c'è Grado Pineta a 4 km, ma continuiamo a vedere anche la costa con Trieste, che è là di fronte. Trieste che si arrampica un po' sulla collina. E poi naturalmente la costa prosegue, si arriva in Istria, che è proprio qua di fronte, nel tratto sloveno, e poi comincia il tratto croato. Si vede bene Punta Salvore e poi la penisola continua, anche se da qua non si vede. Roberta, ci siamo fermati qui non a caso, ma non per fare acquisti, magari poi ne faremo anche, però qui è una cosa importante, c'è questo asse viario che si incrocia, ho detto bene? Sì, questo è proprio il punto del Novecento a Grado, perché questo era il viale principale, che si chiamava prima Viale Francesco Giuseppe, poi è stato chiamato Viale Vittorio Emanuele III, oggi si chiama Viale Europa Unita, Ha cambiato, speriamo sia l'ultimo. Ha cambiato un po' di volte il nome, ma soprattutto la struttura del viale che si incrocia con l'altro asse, che è sempre all'austriaca, quindi un asse molto largo al centro, ma largo abbastanza anche ai lati. Dobbiamo immaginare
tavolini di caffè, passeggiate e quant'altro, e come vedete è sempre zona pedonale. Questa era anche un'altra zona di alberghi storici. Di uno qualcosa è rimasto, l'ingresso con le 4 colonne era quello dell'Hotel Parco alla Salute, e questa punta verde qua era il parco dell'albergo che il proprietario, che era uno stimato medico, il dottor Maurizio Oranz, ha lasciato per testamento al comune di Grado quando purtroppo è stato portato ad Auschwitz perché era ebreo. Deportato. No, è stato deportato, non è più tornato, e il parco lo ha donato al comune. Quest'area verde qua è ancora quella originale dell'albergo. Il nostro giro qui a Grado continua e ci fermiamo al campeggio Punta Spin. Buona giornata. Buongiorno a lei. E allora, Punta Spin è ormai assodato, è uno dei più interessanti e più bei posti per quanto riguarda Grado. Come state vivendo questo particolare momento? Lo stiamo vivendo con una situazione che procede molto a rilento, però fortunatamente siamo riusciti ad aprire per primi qui nei dintorni, quindi siamo riusciti anche a rodare tutte quelle misure di sicurezza che ci sono servite per aprire e a rodarle anche con un'affluenza bassa, quindi ci ha permesso di capire come funziona questo Covid-19 e come gestirlo nel migliore dei modi. Sì, abbiamo messo in atto appunto delle misure molto restrittive rispetto a quello che è il protocollo italiano. Ci avviciniamo di fatto al protocollo tedesco sulle misure di sicurezza, e per cui il rispetto del 1,5 metri di distanza, non del metro, piuttosto che comunque una pulizia e sanificazione continua dei bagni dove il nostro ospite si fa la doccia piuttosto che usa i servizi, e quindi abbiamo un presidio giornaliero 24 ore su 24, l'apertura delle piscine nonostante appunto il Covid e la sanificazione continua, quindi dei lettini spiaggia piuttosto che i lettini piscina, e l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, detergenti e sanificanti che si trovano ovunque nel campeggio, e tutte queste piccole accortezze che comunque ci permettono di andare avanti in maniera sicura e tranquilla. Turisti tedeschi, turisti austriaci che sono sempre stati, mi pare, a Grado i pieni accetti e numerosi. Sì, quest'anno sono meno numerosi, però continuiamo ad avere un'affluenza importante di questa realtà straniera, austriaci, tedeschi, qualche irlandese, olandese, e manca un po' la presenza dell'Est Europa che ci ha caratterizzato anche l'anno scorso. Bene Roberta, siamo Piazza del Municipio, chiamiamo, anche se è un campo questo, detto alla veneziana, no? Sì, Civitavecchia in effetti ha i nomi delle strade come a Venezia, Calle, Campo e Campiello. Questa si chiama Piazza Biagio Marin oggi, dal nome del poeta gradese che arrivò addirittura alla candidatura del Nobel, anche se poi non l'ha vinto. La piazza ha alcuni edifici da ricordare. Ricordiamo innanzitutto il municipio perché è ancora esposto il drappo che ricorda la processione votiva della prima domenica di luglio verso l'isola di Barbana. Che è stata un po' diversa quest'anno, no? Dal Covid. È stata tutta riorganizzata, contingentato il numero dei pellegrini, dei partecipanti, delle barche. Diverse insomma dal solito. Però qualcuno invece ha detto che nonostante tutto forse c'era molta più spiritualità quest'anno che non nelle edizioni passate. Poi, vedremo chi avrà ragione. Esatto, poi nella piazza abbiamo anche questi scavi che sono di una basilica paleocristiana, diciamo tra V e VI secolo. Tra l'altro bella grande da quanto si può vedere. Sì, sono circa 40 metri di lunghezza e una ventina di larghezza, con la particolarità che l'abside è interna e non esterna, forse intitolata San Giovanni Evangelista, probabilmente celebrata con una forma liturgica cristiana un po' diversa rispetto a quella tradizionale, un po' come succedeva a Ravenna nello stesso periodo. Rimangono tracce di mosaici che sono stati completamente ripuliti quando è stata rifatta la piazza più o meno a metà anni 90, perché al momento della scoperta nel 1902 gli archeologi austriaci dell'epoca avevano ricoperto tutto con una sorta di grasso, di bitume a scopo protettivo. Quindi quando hanno riportato tutto in luce, gli archeologi hanno dovuto prendere una tesserina alla volta, ripulire tutto,
e ricostruire poi già è un lavoraccio il quello dei mosaici. Esatto. Ci troviamo dietro, davanti anzi a queste due basiliche, perché poi ce ne sono due, Sì, il battistero. sì. Ci racconti qualche cosa? Allora, qui siamo proprio nel centro, diciamo, di Cittavecchia con i monumenti principali. Abbiamo lasciato gli scavi di San Giovanni, qui abbiamo Santa Maria delle Grazie, che è la basilica più piccola ma è anche la più antica. Le prime tracce vanno alla fine del IV secolo, grosso modo. Poi appunto il battistero, sempre a pianta ottagonale, era quasi ultimato con i restauri. Poi il 12 di novembre è arrivata l'acqua alta, che è stata forse peggiore di quella del 66. C'erano 40 centimetri d'acqua dentro e quindi si è dovuto rifare completamente il restauro. E poi abbiamo naturalmente il Duomo, Santa Eufemia, che ha la particolarità di essere perfettamente orientato rispetto invece a Santa Maria, che non è proprio parallela in realtà al Duomo. Abbiamo una data di consacrazione che è il 3 novembre del 579, quindi siamo verso la fine del VI secolo. A Grado all'epoca avevamo vescovi che erano tutti di origine greca e soprattutto era già stato riconosciuto dall'imperatore Giustiniano il titolo di patriarca. I documenti sono della prima metà del VI secolo. Macedonio è stato il primo che ha potuto fregiarsi proprio del titolo di patriarca. Agli inizi del 1400 probabilmente viene aggiunto il campanile, che vediamo, e che vediamo anche proprio appoggiato ad una parte della facciata. Difatti, se guardiamo la facciata, manca una parte laterale, sembra tagliata. È alto circa 48 metri e sulla punta in alto c'è il famoso Anzolo, che è San Michele. La statua è alta circa 6 metri. Questa statua è ottocentesca, ha sostituito quella originale che era quattrocentesca anche quella. E mi dicevi, e soprattutto, punta? Esattamente, è montato in modo tale da segnare la direzione del vento. Cara Roberta, siamo giunti al termine di questa nostra scoperta di Grado, una piacevolissima scoperta, interessantissima scoperta a cui hai contribuito, e ti ringrazio per questo, perché tante cose le abbiamo sapute esclusivamente da te. Cosa dire, insomma, venite a Grado? Sicuramente, tanto più che comunque a Grado si può venire tutto l'anno. Certo che d'estate c'è la spiaggia, ci sono le terme che comunque sono aperte tutto l'anno, è un po' diverso, ma se uno ama il mare anche d'inverno, con una bella giornata ritrova quella tranquillità che magari una settimana stressante potrebbe anche fargli perdere. Qui siamo in un piccolo campiello con alcune calli molto caratteristiche. C'è Calle Pescheria da questo lato. Qui dietro c'era la calle più stretta di Grado, dove adesso non si passa più, è larga meno di 1 metro. E poi abbiamo questa Madonnina nella nicchietta, che è una piccola Madonnina Mora. Anche questa non siamo tanto sicuri da dove venga e chi l'abbia portata. Da questo lato invece si esce dalla Cittavecchia e si va verso il porto. E di là invece si può proseguire e si arriva alla passeggiata sul lungomare. Signori, noi vi abbiamo dato qualche indicazione su cosa fare e cosa vedere qui a Grado. Ci abbiamo messo impegno, pensiamo di aver centrato alcune cosine piuttosto interessanti. Certo. Grazie Roberta ancora per l'aiuto che ci hai dato, fondamentale. Noi ci fermiamo qui e naturalmente buone vacanze.